Aperti il microfono. Ah, devo aprire. Metti il microfono qua. È a posto? Non vedo nessuno però. Cioè no, sono tutte le sigle di un sacco di gente. Va bene, niente, allora io avevo fatto una promessa, per certi versi è anche un po' imbarazzante sta cosa. Cioè io avevo fatto una promessa in campagna elettorale, ne ho dato anche la copia di un'impresa comune, che insisto è proprio un'impresa aver gestito la città. E ho scritto: per tutta la durata del mandato devolverò interamente lo stipendio che spetta al primo cittadino a un fondo vincolato per il sostegno delle persone in condizioni di bisogno del nostro territorio. Questa è la promessa elettorale firmata e sto semplicemente mantenendo una promessa, per cui tutto qua. Ho fatto il sindaco, questo sì va detto, perché questo non ho fatto un sindaco normale, ho fatto un sindaco veramente molte volte per 15-16 ore al giorno, oltre che aver devoluto tutto il mio stipendio. Non ho avuto nessun tipo di contributo, l'unico contributo, non so se è quello della vicepresidenza della Biennale, lo devolvo a questo fondo, anche questo. Io l'unica cosa che ottengo dal comune da quando sono sindaco è il caffè, e su questo devo dire che ho anche abusato qualche volta, e anche una grappetta, ma quella me la sono comprata quando mi fa incassare. È l'unica cosa. Devo dire che è stato un grande onore e credo che sia bello sapere, bello poter pensare che questi soldi vadano a persone come voi adesso siete le associazioni, le prime 3 rappresentative. Per me è un grande orgoglio, ho voluto fare questo fondo e ho voluto fare in modo che non venisse gestito a livello personalistico, cioè simpatico, non simpatico, eccetera, ma fossero fatti dei progetti anche cofinanziati, un bando pubblico a cui io non ho partecipato perché non sono io quello che ha deciso a chi venisse fatta questa assegnazione, e questi soldi sono comunque parecchi, perché avevo qua il dato, eccolo qua, dunque io ho devoluto tutto dal 2015 a maggio, al 31 maggio sono arrivato a mettere da parte, a conferire a questo fondo 383.376 euro. Più poi ci sono, per cui poi se ci mettete anche il fondo che adesso manca per arrivare alle elezioni, per mi ha dato la proroga, sono circa altri 50.000 euro, 38, avevamo fatto i conti prima, 50.000 più o meno, arrivo a 433.000 più o meno. Quelli che mettiamo adesso però sono quelli fino al 31 maggio. Ci sono 383.000 euro del mio stipendio, poi 62.000 euro di tutte le percentuali degli assessori e del presidente del consiglio del comunale, che hanno anche loro partecipato in parte, insomma in percentuale, a lasciare lì una serie di soldi. Sono 62.000 euro in questi anni. Poi c'è anche lo stipendio del consigliere Paolo Pellegrini, che come me l'ha lasciato lì, e sono 28.900 euro. Insomma, il totale di tutto sono, fino al 31 maggio, poi devolviamo ovviamente anche le altre somme fino ad arrivare alla fine, sono 475.000 euro, che sono state messe appunto a disposizione di questo bando. È un bando che mi fa molto piacere, questo sì, veramente questo mi fa molto piacere, vedere che ci sono così tante persone che aiutano gli altri, tante persone che si partecipano. Cioè, allora, ovviamente poi voi 3 racconterete le vostre, io vi conosco bene, perché insomma sono veramente contento, però se sfogliate ti fa vedere una città veramente viva. Tra l'altro voglio ringraziare tantissimo voi, adesso voi in rappresentanza, ma veramente tutte queste associazioni, queste attività, eccetera, perché ci hanno aiutato tantissimo nei parchi, con l'assistenza sanitaria, quei pacchi durante il Covid. Beh, voi lo sapete, noi lo sappiamo, ma lo diciamo ai cittadini che magari non ci pensano che le cose siano normali. È normale che funzioni così. Sì, diciamo che è bellissimo che funzioni così, normale si fa per dire, cioè è normale perché la gente ci mette del suo e ognuno dà quello che può, nessuno deve alzare il dito e indicare agli altri cosa fare. Però voi siete l'esempio, cioè io ritengo di essere anch'io un volontario, in questo senso lo sto dimostrando, si chiama volontariato. Credo che questo sia un atto civico molto importante e voi siete i primi sostenitori di questa cosa, perché lo fate. Cioè, l'esempio, chissà che anche i giovani questa cosa qua,
ed è trasversale perché non c'entra nulla ovviamente appartenenze, non c'entrano credenze, non c'entra niente. Queste sono persone sempre disponibili, sempre anche coraggiose. Io ho visto un'immagine di tantissimi episodi, quello che me ne starà sarà l'amicizia con tanti di voi, con le battute, gli scherzi, le cose, anche i momenti incredibili, abbiamo visto di quei momenti allucinanti noi. Insomma, però ecco, tutto qua, ho finito di fare, però penso che questo sia un atto di coerenza. Ovviamente se farò il sindaco la prossima volta è uguale, io non voglio contributi, non voglio niente, devolverò. Qualcuno dirà che io posso e qualcuno non può, ma io vedo che anche tanti comunque che possono lo fanno, perché non è proprio così scontato donare il tempo, donare le cose agli altri. Sicuramente lo farò in maniera diversa, sono più esperto e forse riuscirò, però ho trovato anche una situazione, ragazzi, se vi dico se ragione e grappa, cioè, è la verità, insomma. Però abbiamo salvato la città, anche la CTV, le cose, cioè certe volte bisogna assumersi le responsabilità, perché alla fine il bilancio, lo sapete bene voi, quanto servono queste risorse, sembrano poche, però messe insieme, no? Al momento giusto, ti fa chiudere le questioni, ti fa dare quei... vabbè, tutto qua. Adesso Simone, se vuoi tu raccontare, poi loro raccontare, mi fa piacere, insomma. Comunque grazie a voi, ecco, di questo. Una bella partecipazione, è stato bello. Ah, scusa, Simone, ti do il microfono, perché se no non puoi... Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato a questa conferenza stampa. Io voglio ringraziare il sindaco, perché anche per lo stile con cui ha introdotto questa conferenza stampa, come fosse un gesto scontato, quasi banale, insomma, no? Sì, vabbè, ho mantenuto una promessa, ci tenevo e punto. In realtà la situazione e il gesto è veramente grande, perché queste risorse sono quasi €500.000 e sarà superato, perché appunto i mesi corrono, siamo stati prorogati e quindi tutte le risorse che stanno arrivando in questi mesi sono comunque devolute a questo fondo e quindi supereremo il €500.000 di somme, in gran parte derivanti dallo stipendio che il sindaco avrebbe dovuto percepire e che sono messe a disposizione del volontariato. È negli ultimi 15 anni una delle più grandi manovre di supporto al volontariato in questo senso. Altre azioni le abbiamo fatto in questi anni su altri fronti, più strutturali sicuramente, ma un bando così vasto, così importante e rivolto al territorio perché appunto proponesse delle azioni da sostenere è in questo caso uno dei più grandi, più impegnativi, più massicci degli ultimi almeno 15 anni a memoria. E sono venute avanti tantissime proposte, tantissimi progetti e anche in alcuni casi il coronamento di un percorso di queste realtà, perché molte di queste non sono improvvisate, sono realtà che conosciamo da tanti anni, con cui il Comune ha collaborato e a cui il Comune deve tanti grazie per il lavoro che hanno svolto e a cui la città vi deve tanti grazie. E questo ulteriore sostegno che viene concesso a sua volta mette in moto, innesca un processo virtuoso in cui ciascuno mette qualcosina. Allora il sindaco, in questo caso attraverso il bando, ha messo a disposizione delle risorse del suo stipendio che vanno ad alimentare uno sforzo di volontari, sostenitori, di autofinanziamento, che tutto messo insieme genera un ventaglio enorme di ricadute positive sul territorio. Ecco, questo $500.000 moltiplicatelo per 3, per 4, per 5, alle volte anche per 6, per 7 di effetto di moltiplicazione del bene che questo può fare, perché è vero che acquisterete il pulmino grazie a questo contributo, però quel pulmino per 10 anni, in alcuni casi anche di più, quello dell'Unitasi che ne ha vinti, 30, ecco, per 20 anni quel pulmino continuerà a garantire e svolgere un servizio importante. E quindi è difficile quantificare economicamente il bene che voi farete grazie a questi soldi che sono oggettivamente quantificati. Allora, per questo vorrei invece sottolineare una volta di più il gesto effettuato oggi, che non è appunto scontato, non è banale, non è nemmeno piccolo. E la cosa bella è stata quella, anche lo stile con cui si è voluto gestirlo. Cioè il sindaco non ha voluto sapere nulla fino ad oggi di quali fossero i vincitori del progetto,
non ha voluto in alcun modo mettere il naso dentro questo progetto, ha detto: a me interessa che vadano a chi ha bisogno e a chi fa tante cose per gli altri, e gli uffici, e ringrazio Maurizio Carlini e il suo staff, ha messo in piedi un bando capace di premiare e sostenere le azioni positive sul territorio. Ecco, questo non è una questione di stile che voglio sottolineare, perché davvero connota la generosità con cui il gesto è fatto. Si poteva fare anche diversamente, Cioè il sindaco poteva dire: voglio premiare questo, 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 ho fatto una delibera, e i soldi potevano andare a 3 grandi progetti e finirla lì. In realtà, appunto, ho detto: questo è il mio fondo, è il fondo che abbiamo creato, con gli uffici troviamo il modo di aiutare più progetti possibile, però che non fosse nemmeno un'elargizione a pioggia, a bonus, su richiesta, a sportello, click day, come va di moda oggi, ma che fosse invece a progetto, perché comunque sono soldi sicuramente preziosi in questo momento storico, e ogni euro deve andare laddove ce ne sia effettivamente bisogno. E in questo caso la ricchezza delle proposte che sono venute avanti ci consentono di poter parlare di missione compiuta, perché poi ve ne leggerò alcuni, e poi saranno messi online, pubblicati online, quindi potete anche leggerli sul sito del comune. Tutti questi progetti hanno una valenza enorme, bellissima, hanno una valenza straordinaria e mettono, come dicevo prima, in moto un meccanismo di moltiplicazione del bene straordinario. Allora, giusto per farvi alcuni esempi, poi i primi 3 classificati che abbiamo voluto invitare qui perché ci raccontassero un po' il loro progetto come esempio dei tanti altri, ci consentiranno di capire bene anche lo spirito con cui vengono fatte alcune azioni. Però ecco, tenete conto che noi con i soldi al 31/05 finanziamo 60 progetti, di cui 30 finanzieranno spese di investimento, l'acquisto di un pulmino, il restauro di una sede, l'acquisto di beni mobili utili per fare le attività che devono essere svolte, e 30 invece progetti che si finanziano attraverso spese di attività, e quindi spese di trasporto, spese legate a campagne, a eventi, a iniziative, a maratone di volontariato, a pagamento di personale qualificato per fare alcune attività. Penso al mondo dei disabili e quanto è utile avere delle risorse per pagare anche educatori professionali formati, eccetera, eccetera. Allora, questi 30 e 30 sono 60 progetti che diventeranno di più fino da qui a settembre, sono appunto delle attività che verranno svolte nel territorio comunale di Venezia a favore delle persone bisognose o in necessità. Per fare alcuni esempi, salto i primi 3 perché ve lo racconteranno loro. Abbiamo la Lega Navale Italiana che allestirà una barca per fare attività di nautica a vela con i ragazzi disabili al Lido. Abbiamo attività, l'associazione Alzheimer Venezia acquisterà un pulmino per trasportare i nonni e le nonne affette da demenza senile, decadimento cognitivo o Alzheimer dalle loro abitazioni presso i memory caffè che loro svolgono nelle loro sedi. Abbiamo l'attività dei volontari del fanciullo che si occupano di ragazzi che provengono da famiglie difficili e fanno con loro attività durante il giorno, che grazie a queste risorse potranno installare l'aria condizionata nell'appartamento che usano con i ragazzi e quindi fare attività anche durante l'estate dove prima non potevano farla. Abbiamo attività con i ragazzi dell'associazione Asperger Veneto attraverso formazione agli operatori e ai loro familiari di come interagire con i ragazzi e quali laboratori fare per stimolare le loro capacità di autonomia. Abbiamo i dottor clown che allestiranno un'ambulanza piena di clown e pupazzi con cui andranno ad animare i ragazzi in corsia che sono in ospedale e vogliono magari staccare la spina dal discorso negativo dell'ospedale e passare invece alla parte di divertimento con un dottor clown che è formato per fare attività di animazione con i ragazzi in corsia. Abbiamo attività con i ragazzi disabili, centri diurni che possono acquistare nuovi pulmini, tanti pulmini, C'era bisogno di un sostegno per acquistare mezzi perché è una spesa molto impegnativa e negli ultimi anni appunto serviva questo tipo di intervento che è puntualmente arrivato. E l'Anfas Mestre Onlus acquisterà un mezzo per trasportare in maniera refrigerata dei biscotti che loro vogliono iniziare a fare, e quindi si daranno da fare con una cucina di biscotti che poi trasporteranno e distribuiranno ai panifici della città. Quindi anche l'idea di una imprenditorialità delle persone con disabilità che è significativa. La Lega Italiana Tumori acquisterà un mezzo e farà delle attività per sostenere le persone da e per il mondo delle cure, le persone con
con la Lega Tumori. E abbiamo tantissime attività, la Canottieri Mestre, abbiamo i ragazzi di Uguale che creeranno un parco accessibile con le altalene per ragazzi con disabilità, e potrei andare avanti così fino a domani. Ecco, sono 60 progetti, ognuno di questi consentirà di raggiungere decine e decine, centinaia di persone in stato di bisogno, di aiuto, di sostegno, di inclusione. È una marea di bontà e di bellezza che loro metteranno in atto, che ci consegnerà da qui a qualche mese una città ancora più bella, ancora più ricca, ancora più solidale. E da questo appunto presupposto io la chiudo qui, lascio a Maurizio 2 informazioni tecniche sulle prossime tappe, perché sono tutti curiosi di capire appunto poi come arrivano questi soldi, non basta stanziarli, devono poi arrivare giustamente nei conti correnti, e arriveranno, e poi lascerei spazio alle 3 realtà che oggi sono qui presenti, quindi Maurizio Ceriello per la Croce Verde, Iuccia Vianello per l'Unitalsi, Paolo Sottovia per l'Avapo, che attraverso un piccolo video e un commento al video, ci racconteranno chi sono, cosa fanno e cosa faranno con il finanziamento qui ottenuto. Grazie a tutti loro, grazie a chi ha partecipato, 150 partecipanti, 150 quelli che hanno passato le forche caudine, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a quelli che sono stati ammessi alla graduatoria, ai 60 già finanziati, a quelli che saranno finanziati da qui ai prossimi mesi, e a quelli che non riusciranno ad essere finanziati con questo giro, ma che hanno messo in moto un progetto, un'idea che sicuramente in un modo o nell'altro il Comune di Venezia sosterrà. Grazie signor Sindaco, grazie Assessore Venturini. Allora, dopo l'input del Sindaco lo scorso autunno ci siamo chiusi in una stanza a pensare a come scrivere un progetto, perché l'idea era quella di non dare soldi a pioggia, ma di agganciare la progettualità a finalità che dovevano interessare la nostra città. Abbiamo messo a disposizione 3 persone, abbiamo messo a disposizione una mail e un numero di telefono, abbiamo seguito passo a passo le associazioni, perché non tutte sono abituate a scrivere progetti, non tutte sono abituate a avere rapporti con la pubblica amministrazione in questo modo, ma alla fine siamo riusciti, come dire, a far scrivere a 165 associazioni un progetto che aveva, come dire, ognuno aveva la propria peculiarità, e come è stato detto adesso. Abbiamo fatto una graduatoria lavorandoci sopra, perché come dire, abbiamo individuato dei criteri che fossero oggettivi, e ci ha permesso di costruire, diciamo, una graduatoria dall'1 al 149. Ora, cosa facciamo adesso? Adesso, da oggi pomeriggio, metteremo online gli esiti del lavoro fatto e cominceremo a scrivere alle prime 60 associazioni che sono state finanziate. Quindi 30 riceveranno fondi in conto investimento fino a un importo massimo di 13.000 euro, e 30 riceveranno un finanziamento di spesa corrente per spese di funzionamento per un importo fino a 7.000 euro. Cosa succede? Succede che in questo periodo può essere che le cose descritte non siano più attuali, vi diamo la possibilità di aggiornare il progetto, se c'è da aggiornarlo, se invece non c'è da aggiornare si procede speditamente. Diamo a tutte le associazioni un termine per portare a compimento il progetto, che è di 7 mesi. Fatto questo, ci arriverà la documentazione finale, mettete via scontrini, fatture di tutte le spese fatte, ci consegnerete a termine del progetto questa documentazione amministrativa e contabile, e noi pagheremo il saldo. Come diceva il Sindaco e come diceva l'Assessore Venturini, da qui al termine, diciamo, del mandato contiamo di ripescare qualche altra associazione. Assolutamente. La tacca dei contributi, non l'ho detto prima, arrivava fino a 13.000 euro di contributo da parte del Sindaco per il mezzo del bando alle associazioni che volevano fare degli investimenti, quindi chi comprerà un pulmino o un'ambulanza o la clinica dei pagliacci per andare a animare i bambini nelle corsie può chiedere fino a 13.000 euro di contributo. Chi invece ha fatto domanda di spese per gestione delle attività correnti, di sostegno alle attività, fino a 7.000 euro di contributo. Quindi sono 2 cifre significative per delle realtà associative, e consentiranno di fare veramente il salto di qualità, perché in assenza di questo bando tante associazioni non potevano comprarsi il pulmino, difficilmente avrebbero potuto comprarsi un pulmino senza questi 13.000 euro. Ecco, la volontà è stata quella anche di valorizzare
no? Anche il cofinanziamento delle associazioni, cioè non coprire interamente le spese, ma mettere in moto un meccanismo virtuoso attraverso cui l'associazione recuperava altri finanziamenti tramite appunto l'autofinanziamento, i sostenitori volontari, le risorse che arrivano dal nazionale o altre attività. Quindi si è messo in moto un meccanismo di moltiplicazione del contributo. Adesso dalla regia mi dicono che abbiamo i video e dopo coinvolte. Siamo nati col carisma dei pellegrinaggi, ma nel tempo ci siamo anche resi conto che non era sufficiente partecipare e organizzare i pellegrinaggi per i disabili e le persone in difficoltà, e abbiamo iniziato a fare altri servizi che ci prendono in effetti per 365 giorni all'anno. Siamo accreditati per esempio per la legge 107 dell'alternanza scuola-lavoro, e con noi ben 70-80 giovani, ragazzi delle superiori, vengono in pellegrinaggio. Poi abbiamo delle case di accoglienza sparse in Italia, sia per le persone in difficoltà e altre case per i parenti dei ricoverati e dei bambini oncologici. Siamo anche di sostegno ai disabili, agli atleti disabili paralimpici. Facciamo da staffetta col pulmino da albergo, aeroporto a Lignano, dove loro fanno gli allenamenti. Noi abbiamo bisogno di un mezzo per il trasporto disabili. Il nostro ormai è vecchio, obsoleto, non va più, non cammina, e ci troviamo in grosse difficoltà perché senza un mezzo adeguato non siamo in grado di svolgere al meglio il nostro servizio. Perciò questo è lo scopo, l'acquisto di un pulmino attrezzato. Grazie a questo contributo, per fortuna, il nostro sogno di poter acquistare un nuovo pulmino può essere realizzato, e anche se l'importo non copre tutta la spesa, però è un notevole e sostanzioso importo che ci consentirà di farlo. Abbiamo saputo dell'intenzione del nostro sindaco di devolvere i suoi stipendi, tra virgolette, all'associazionismo. Siamo stati ben felici di partecipare e abbiamo pensato, ecco, questo è il momento buono per realizzare il nostro sogno. Iuccia. Sì, hai detto quasi tutto. Dicevo, tu ci conosci da tanti anni e naturalmente per noi, pensate che il nostro pulmino aveva 20 anni, no, 20 anni l'abbiamo noi, ma l'abbiamo comprato usato, perciò avrà 30 anni, non ce la fa più veramente. Ma la nostra attività, come avete capito, a 365 giorni all'anno è una necessità, è indispensabile. Tu sai, noi abbiamo appena parlato, hanno sentito il Redentore, staffetta su e giù col pulmino per portare i ragazzi a San Giorgio, fino al Tronchetto. Il famoso pranzo per 300 persone, tu hai partecipato, e su e giù dagli istituti per portarli a partecipare al pranzo. Anzi, ci farebbe piacere che il sindaco la prossima volta, l'abbiamo sempre invitato, ma era la salute del patriarca in quel momento. Ecco appunto, perché è proprio è il giorno della salute. Poi le case vacanze, che ovviamente qui non sono state dette perché le attività sono veramente tante, e portiamo avanti e indietro i ragazzi ad Auronzo o al Cavallino, dove abbiamo queste case vacanze. Insomma, l'attività, come vi dicevo, nata per i pellegrinaggi, che resta comunque il nostro fiore all'occhiello, perché voi capite che noi portiamo gente in pellegrinaggio anche in coma vigile, non disabili in coma vigile. Perciò solo con noi e solo con noi possono fare un viaggio del genere. Ecco, dopo non so cosa potrei... dopo verremo a inaugurare il pulmino. Ecco, meno male che il sindaco stavolta ha dato proprio la spinta opportuna, miracolosa,
sto benedetto pulmino finalmente lo compriamo. Bravo. Ecco, ho detto prima. Grazie Iuccia. Quanto costerà il pulmino? Sui 35.000 euro, perché noi dobbiamo mettere la pedana per i disabili, perché sennò non è che facciamo per il turismo. Sempre tutta la nostra attività è mirata al sostegno e all'aiuto per le persone in difficoltà, giovani, vecchi, disabili, naturalmente gli altri possono camminare con le loro gambe. Grazie Iuccia. Grazie Vediamo a voi. Il prossimo video. Avapomestre è un'associazione di volontariato che assiste i pazienti affetti da patologie oncologiche, si occupa in particolare, tra i vari servizi che vengono offerti, di cure palliative domiciliari. In sostanza, un paziente che non è più seguito in cure attive, dal reparto di oncologia o dal reparto di radioterapia, si può rivolgere ad Avapomestre, che in convenzione con la USP chiedono questa. Scusate, ma continua a non esserci l'audio. Di Avapomestre è composta da degli professionisti, da degli specialisti. Nel caso specifico ci sono 4 medici che si occupano di cure palliative, ci sono 7 infermieri, 2 psicologhe, un assistente sociale e poi in convenzione ormai da diversi anni con il Comune di Venezia abbiamo delle operatrici sociosanitarie. I fondi del Sindaco di Venezia saranno destinati a migliorare quello che è il servizio di accompagnamento verso le strutture ospedaliere, utilizzando i mezzi che Avapo possiede. L'altra attività alla quale vogliamo proporci è un'attività che riguarda la costituzione di gruppi di aiuto per i caregiver. Avapomestre ha pensato di dare del tempo e del luogo a queste persone perché si possano incontrare fra di loro e assieme al presidente, la dottoressa Stefania Bullo, a Martina Tiberini, che è la coordinatrice infermieristica, alle psicologhe e anche alla nutrizionista per poter avere suggerimenti e per poter confrontarsi fra di loro. Al sindaco Luigi Brugnaro va ovviamente un grande ringraziamento perché è riuscito con questo atto, definirei di concreta generosità, a darci l'opportunità ancora di migliorare quello che è la qualità del servizio. Mi piacerebbe, aggiungo infine, che questo esempio fosse preso anche da altre persone. Ecco, ad Avapo non servono presentazioni perché è un gioiello per questa città, è un gioiello per quello che svolgono e per il servizio enorme che davvero danno alle famiglie e alle persone malate oncologiche. È un lavoro preziosissimo, è una ricchezza grande di questo territorio e quindi insomma Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa ci farebbe piacere. Scusate, vi interrompo perché continuiamo a non sentire l'audio dei video. Ok, allora al prossimo troviamo una soluzione. Grazie. Sì, io desiderei un attimo integrare, c'è poco da aggiungere, nel senso che, o meglio, c'è tantissimo da aggiungere, ma considerati il poco tempo che abbiamo a disposizione, credo che sia difficile. Quello che vorrei sottolineare è che i medici, gli infermieri di Avapomestre seguono i pazienti in cure domiciliari, in cure palliative domiciliari, e il grande vantaggio, il grande valore aggiunto è che i medici hanno una disponibilità H24 per 365 giorni all'anno. Questo rassicura molto i familiari, rassicura molto i caregiver e permette quindi che le persone possano essere seguite a casa in questa fase terminale della loro vita. Aggiungerei solo 2 cose così molto velocemente, giusto per dare qualche indicazione. Intanto la collaborazione con le operatrici sociosanitarie che vengono fornite dal Comune di Venezia. Per noi è fondamentale perché sono un concreto aiuto, anche qui uso sempre spesso concreto perché mi piace, cioè sono quelle cose che andiamo a toccare poi con le mani al di là di tante parole. No, aiutano sicuramente i caregiver nella gestione del familiare. Questo è un aspetto. Poi per quanto riguarda diciamo così, le persone, i pazienti che sono stati gestiti, nel 2019 sono stati 264 pazienti che sono stati gestiti con cure a domicilio.
sono state fatte 12.250 giornate di assistenza, queste sono le giornate erogate. E poi aggiungerei un'altra breve cosa, che a Papomestre, in accordo con l'INPS, permette di velocizzare quelle che sono le pratiche per l'invalidità, per l'accompagnatoria e per l'handicap grave. Queste sono delle condizioni che sono a volte fondamentali per la scelta della famiglia nel tenere a casa il paziente, perché c'è un aspetto economico ovviamente e c'è anche un aspetto legato ai permessi retribuiti che vengono concessi dall'INPS a favore di queste persone. L'ultima cosa, sempre per quanto riguarda le cure palliative, permettetemi, al di là degli aspetti ovviamente che sono quelli che dicevamo, dei benefici sulla qualità della vita del paziente, no, io vorrei dire anche quelli che sono i costi. Allora, e quindi l'economia di spesa. Allora, un paziente seguito da Papomestre a casa costa totalmente 60 euro. Di questi 36 sono a carico della USL e 24 sono a carico di Avato. Perché dico questo? Perché se il paziente non fosse a casa dovrebbe stare presso un ospedale oppure dovrebbe stare presso un hospice con dei costi che sono ben diversi. Quindi sottolineiamo anche l'aspetto economico di tenere a casa queste persone. Poi c'è un aspetto che riguarda psicologico, nel senso che le due psicologhe seguono sia pazienti ovviamente in cure palliative domiciliari, ma anche pazienti in cure attive a tutti gli effetti, e inoltre anche tutti i parenti, familiari che proteggono i pazienti che sono malati, che hanno una patologia oncologica. Questo tempo non ha un termine, nel senso che non ci sono scadenze, non ci sono tempi da A, ma si dilungano a seconda delle necessità. Altra cosa vorrei aggiungere che le psicologhe sono presenti al mattino, un giorno alla settimana, presso l'ospedale nel reparto di radioterapia tramite una convenzione a costo zero per la USL. Quindi anche questo è un servizio a tutti gli effetti che viene anche erogato per gli operatori, tra le altre cose, e costa assolutamente nulla per la USL. Altre attività che vengono svolte, ma le butto lì, poi pregherei eventualmente alla stampa, se fosse interessata, a venirsi a trovare in sede, per esempio la consegna degli ausili, letti ospedalieri, farmaci e farnologi. Abbiamo sempre, in questo caso con il Comune di Venezia, abbiamo 3 aule dell'S Scuola Gramsci di Campalto che noi utilizziamo come deposito. Vorrei sottolineare questo aspetto qua. Se il paziente avesse bisogno di una carrozzina e passasse attraverso la struttura quella normale, quindi attraverso l'ASL, dovrebbe andare dal medico di medicina generale, il quale chiede l'intervento di un fisiatra, il quale dopo aver fatto la visita chiede presso la ditta l'intervento della carrozzina. Noi tutti questi tempi qua li bypassiamo. Quando il medico nostro che va ritiene che sia necessario un ausilio, immediatamente l'ausilio è disponibile perché ne abbiamo a magazzino e quindi vengono consegnati immediatamente. Altre cose veramente veloci sono una presenza presso il punto informativo dell'ospedale All'Angelo dalle 9 del mattino alle 13 tutti i giorni, un servizio di segreteria che è aperto dalle 9 del mattino alle 19 di sera presso Viale Garibaldi 56 a Mestre. Aggiungo semplicemente che tutte le attività che sono erogate da Avato sono gratuite, cioè il paziente non paga assolutamente nulla. Tra le altre attività poi c'è quella di accompagnamento, e su questo da e verso le strutture ospedaliere, no? E noi vorremmo aumentare quello che è il perimetro di intervento da parte di Avato Mestre. Noi abbiamo 6 mezzi che sono attrezzati con le pedane per le persone che hanno difficoltà di deambulazione e che vengono trasportati. Oltre a questi ci sono anche i mezzi privati dei vari volontari che li mettono a disposizione. In questo periodo di Covid poi abbiamo avuto anche delle spese extra perché abbiamo dovuto comprare l'apparecchio per l'ozono, abbiamo dovuto sanitare i mezzi, ogni trasporto, insomma ci sono ulteriori spese. Quindi aumentare quello che è questo. Ecco, se posso Paolo, per concludere, un passaggio che secondo me per te è importantissimo è che lui ha fatto un elenco di attività. Quello che non emerge da questo elenco, ma emerge andandoli a trovare, e vi invito a farlo perché il loro raggio di azione è infinito, è l'umanità attraverso la quale svolgono le attività che ha elencato Paolo, che non si può descrivere, bisogna vederla.
Allora l'invito è andare a trovarli per capire di persona l'umanità con cui fanno queste cose. Questa è la nostra mission, Esatto. alla quale noi ci ispiriamo. Questo cartello qua, più grande, è appeso all'ingresso della sede. Questo deve ricordarci... Ce l'avevi anche alle spalle nel video. Sì, questo deve ricordarci sempre verso cosa siamo indirizzati. Assolutamente. E poi quindi il progetto per il quale abbiamo chiesto questo finanziamento riguarda gli accompagnamenti per aumentare quello che è il perimetro, considerando anche, pensate soltanto che un paziente che deve andare in radioterapia ha 20-25 sedute tutti i giorni, per cui anche per la famiglia diventa dispendioso ed anche economico sicuramente, oltre al fatto che l'età media delle persone, dei familiari, sono sempre più alte e quindi è un problema anche sociale. E dall'altra parte vorremmo anche avviare, cosa che abbiamo anche fatto, poi il Covid è stato bloccato, un'attività nei confronti di caregiver. Qui chiaramente non vado oltre perché meriterebbe un discorso a parte, però ricordo semplicemente che i caregiver sono quelle persone che si prendono cura presso l'abitazione del paziente a tutti gli effetti e si trovano gravati sulle spalle di una responsabilità, di un'ansia, di difficoltà alle quali il giorno prima non erano assolutamente preparati. Per cui noi le seguiamo con l'equipe medica, con l'equipe delle psicologhe, però anche vorremmo dare, come abbiamo detto, un luogo e uno spazio per poter anche dialogare tra di loro. Io credo che dialogando tra di loro possa nascere anche quella empatia che permette di scravare questo carico, questo fardello che si portano appresso. Okay. Paolo, grazie. Ecco, non finisce qui, nel senso che adesso noi vorremmo seguire questi progetti man mano che si evolvono e quindi avremo una rendicontazione di metà e di fine progetto. Alcuni progetti non finiscono mai, come la pubblicità, e quindi il pulmino durerà per lunghi anni. Quindi grazie ad Avapo. Ecco, vediamo se questa volta l'audio funziona anche per gli amici. La Croce Verde ormai compie 40 anni di grande attività, di grande fervore, attività di formazione e informazione, ma trasporto malati ordinario ed urgenza, trasporto sangue e organi, attività per il coronavirus che è stata impegnativissimo sia per i trasporti dei tamponi dai vari ospedali, sia per le attività per i cittadini che erano in quarantena e quindi rimozione dei rifiuti, trasporto di farmaci e nonché attività di consegna assieme alla Protezione Civile che l'ha coordinato in maniera eccessa della spesa. Siamo quasi 500 persone e abbiamo fatto 31.000 interventi in questi 6 mesi del 2020 e possiamo suddividere in 12.000 urgenze, 18.000 trasporti ordinari. Questo vale sia per Mestre, quindi terraferma, che per Venezia e centro storico e isole. Siamo felici di poter avere questa sovvenzione che oltretutto non parte da un qualcosa di accantonato via dicendo, ma da un qualcosa importantissimo. Il sindaco mette a disposizione quello che lui avrebbe ricevuto per la sua attività di sindaco, quindi per noi è un orgoglio utilizzare fondi di questo tipo. Cosa faremo? Noi potenzieremo i nostri mezzi e in particolare il mezzo di soccorso avanzato che farà sangue ed organi e molte volte la gente non lo sa, ma esiste una lista dove le persone che devono essere trapiantate lasciano il loro nome, il loro recapito, che se lo chiamano per un trapianto deve essere prontamente trasportato nella zona di impianto. Speriamo che sia una cosa unica nel nostro territorio o nazionale, perché che un sindaco pensi di intervenire con i propri fondi personali ad aiutare le associazioni di volontariato è una cosa, penso, eccezionale. Maurizio. Rubo solo 2 minuti. Intanto sono orgoglioso di essere assieme a 2 amici che condividono la nostra attività di volontariato. Noi molte volte lavoriamo con loro perché quando loro fanno i trasferimenti dal domicilio del paziente al treno, siamo loro in certe situazioni in cui i malati hanno bisogno di essere trasportati, abbiamo molte volte un filo diretto. Sono altresì felice di avere un nuovo volontario, sindaco, quindi abbiamo visto che con la testardaggine e con la voglia di fare si arriva dappertutto, anche in situazioni disperate. La Croce Verde... Oh, non vedo 2 scudetti. ma io sono
sono uno sportivo ignorante. Fanno anche l'assistenza. Io sono uno sportivo ignorante dello sport, mi preoccupo solo di portare via. Ma infatti, ma tanti non si rendono conto delle macchine, no? Della società civile, quanto complessa sia, no? E poi ti ritrovi a incrociarsi, no, nelle cose, perché oggi sono Mido, quanti GT, cioè è bello che ognuno fa il suo lavoro, però insieme si crea comunità. Cioè, l'ho detto per scherzare, perché quante volte la collaborazione che è obbligatoria anche, no? Perché poi qui giovani, perché non facciamo. No, in ogni modo qua l'amica ha detto che il sindaco fa miracoli, quindi siamo già organizzati. Mi sente Don Lio. Siamo organizzati bene. In ogni modo noi, al di là dei mezzi di soccorso, investiremo proprio per l'acquisto di questo mezzo avanzato, perché sono mezzi che adesso gli espianti, chissà perché in questo periodo, stanno aumentando in maniera esponenziale, e non basta portare l'organo, che ogni tanto l'espiantatore te lo frega perché se lo porta, perché l'organizzazione ogni tanto fa acqua. Allora noi arriviamo, dobbiamo prendere l'organo e già l'espiantatore se l'è portato via, ma non importa, abbiamo fatto qualcosa. Resta di fatto che non basta andare a portare in tutto il territorio dell'Alta Italia l'organo, ma c'è la preparazione, perché prima vengono portate le provette per fare le valutazioni a Milano, chissà perché, e quindi vai su e giù a Milano, magari parti, dopo un'ora ti chiedono un altro trasporto, una situazione non sempre facile. In ogni modo abbiamo passato momenti terribili tutti quanti con l'acqua grande, che abbiamo visto a Venezia cosa è successo, anche nella nostra sede. Il mio amico vicepresidente De Notera puliva la sede, e quindi questa disponibilità del volontariato non può fare altro che lustro e essere felici per questa Italia che deve ripartire. Io farei chiudere al sindaco delle domande. Ecco, se in un'ora siamo riusciti a presentare solo 3 progetti, voi pensate cosa sarebbe presentarli tutti quanti a 60 in una conferenza stampa? Abbiamo scelto i primi 3 per dare l'idea di come a ogni azione corrisponde poi una conseguenza. L'azione iniziale, mettere da parte le risorse che il sindaco non ha voluto percepire. L'azione intermedia di dire vanno date in modo oggettivo, neutro, dopo un'istruttoria approfondita, solo a progetti costruiti, non attraverso simpatie, amicizie, il mio amico, il mio vicino di casa, aspetta che me chiama, solo con una commissione tecnica che li ha valutati, e oggi vediamo la graduatoria. L'ultima fase sarà quella della ricaduta di questi progetti nel territorio, che arriverà a brevissimo, man mano che questi prenderanno le ali. Quelli che si sviluppano attraverso attività hanno 7 mesi di durata, e quelli che invece l'investimento sarà molto molto più lungo. Quindi grazie davvero a voi partecipanti, ma un grazie di cuore al sindaco, che da assessore al sociale mi ha aiutato e ci ha aiutato a sostenere ancora di più il mondo del volontariato sociale veneziano. Beh, adesso possiamo anche chiudere, se no la facciamo lunga. Sicuramente credo che l'esempio nella vita vale molto di più di tante parole, e lo dico appunto ricordando voi, ma ricordando anche l'idea dell'importanza dell'utilizzo del denaro. Non è una cosa né brutta né bella, sono numeri. Quei numeri, se li usiamo bene, facciamo del bene. Possono essere usati, questa c'è appunto il libero arbitrio, si dice, poi risponderemo a qualcun altro. Credo che il Comune, non solo qui, ha dimostrato esattamente quello che stava appunto sottolineando adesso Simone, e lo voglio dire con forza perché è importante. Noi abbiamo avuto un'amministrazione tecnica, cioè noi non andiamo a aggiustare le buche e andiamo a vedere cosa è meglio, cosa è peggio. Noi le aggiustiamo le buche, perché ci sono le buche, andiamo a fare le cose utilizzando la struttura del Comune, che abbiamo trovato tra l'altro in grande efficienza. Io prima non l'ho detto, ma lo voglio ricordare, oggi c'è Maurizio che tra l'altro ha avuto anche un periodo particolarmente difficile, e lo ringrazio 2 volte su questo, sinceramente Maurizio. Lui e tutta la sua squadra, tutti i dipendenti comunali, adesso perché parliamo di lui, ma poi frutto, sai che non devi buttarla via, questa è il top, è appunto un'amministrazione pubblica. Se poi anche diventiamo esempio, cioè, perché il bilancio che abbiamo proposto quest'anno, che ci ha salvato, perché avevamo 62 milioni di attivo, cioè siamo partiti da meno 72, attenzione, milioni, non sono 72.000 euro, non sono 720.000, non sono 7 milioni e 200, sono 72 milioni, il 140 miliardi di sotto ogni anno, avevamo sotto sbilanciati, siamo andati a 62 positivi,
attenzione, parlo di spesa corrente, non c'entrano gli investimenti o i soldi che abbiamo ricevuto dal governo, anche lì con tutta la serie di trattative che non sto a raccontare perché è complicatissimo, però questi sono proprio frutto di efficientamento della macchina su tutto, che è quello che si fa tutti i giorni, che noi diamo per scontato nella società civile, che è quella che manda avanti l'Italia. Allora penso che questo... Poi un'ultima cosa che voglio dire è che alle persone che non sono state poi in questa graduatoria prese, ecco, l'ha detto anche Simone, è chiaro che cercheremo in tutti i modi, io continuerò se fosse, ma anche il Comune penso continuerà a trovare la formula in qualche modo di comunque di finanziarli, e a voi probabilmente di comprare il secondo pulmino, insomma, perché è bene anche le strutture di una certa dimensione possano crescere, perché penso che anche nella crescita dell'organizzazione c'è anche lì l'efficientamento, perché se sei in di più grosso, più massa critica fai, più poi ottieni risultati. Voi che gestite queste organizzazioni lo sapete. Poi se siamo in grado anche di creare dei processi di aggregazione, di coordinamento, di collaborazione, meglio. Il Comune e la comunità pubblica ha tutto da guadagnare e noi siamo la comunità pubblica. Tutto qua. Grazie ancora, veramente grazie a nome di tutti. Adesso con Roberto non ci siano domande, quindi vi abbiamo dato ampia ed esaustiva. Abbiamo le altre 57 da presentarvi per prossima conferenza stampa. No, stavo scherzando. Le trovate sul sito del Comune, penso, non so, sì, dove le pubblichi. È tutto quanto trasparente. E poi vogliamo fare dei mini video, tipo quelli che avete visto oggi, per darvi anche nelle prossime settimane idea di dove sono finite queste risorse. Così facciamo anche pubblicità così ai volontari. Valorizziamo anche. Dipende da quando fissano le elezioni. Se vanno avanti così continuiamo a far cassa. Secondo me arriviamo fino a... Io sarei contento se fermassimo. Io ho fatto conto sulla parte mia, sono altri 50.000 circa che vengono fuori. Cioè, dai 6 ai 10 se si vota i primi di settembre, se no si va oltre. Scusate.